Le onde del mare si infrangono sui massi colorati della diga, ma solo pochi spruzzi riescono a superarla raggiungendo la superficie dell'eliporto. È solo una simulazione in vasca. Il canale lungo 20 metri, profondo 1, è quello della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma 3, ma il risultato è quello che il comune di Santa Margherita Ligure auspicava. Nessun effetto negativo, anche nel caso di eventuali mareggiate importanti, sulla tenuta della diga foranea appena ricostruita se venisse realizzata sulla sua sommitale di superficie. Queste prove hanno dimostrato che con questa geometria le tracimazioni sono praticamente nulle e soprattutto è stata fatta una piccola variante della configurazione in cui si è un pochino ridotta la larghezza della berma di cresta, ma si è inserito un piccolo canale di drenaggio tra, diciamo, la parte interna della piazzola e il muro paraonde, in modo che quelle poche onde che riescono a salire sulla piazzola e poi a scivolarci sopra, perché ovviamente è impermeabile, vengono poi inghiottite, diciamo, in questa caditoia, e quindi nessuna onda, nessuna acqua, diciamo, raggiunge il muro paraonde, quindi il coronamento della diga. La prova in vasca su modellino in scala 1:35 è stata fatta per poter proseguire con la variante di progettazione dell'elisoccorso di Santa Margherita Ligure. Presenti a Roma il sindaco Donadoni accompagnato dal vice sindaco. La documentazione prodotta ed elaborata dall'Università di Roma sarà adesso allegata al progetto che sarà ripresentato in conferenza dei servizi in regione. Gli esiti che ci riferisce l'Università sono assolutamente positivi, perché risulta che nessuna acqua riesce a tracimare oltre il muro del porto, quindi una capacità di assorbenza totale, e questo ci fa ben sperare per la riproposizione del progetto al fine di dare a Santa Margherita una struttura di grande valore ricettivo che possa essere anche innovativa rispetto a quelle che sono le offerte del nostro territorio.